La corsa alla Regione Veneto in casa leghista diventa sempre più scontro. Luca Zaia, candidato in pectore con strada che sembrava spianata almeno nella Lega, si trova a dover fare i conti con Flavio Tosi, sindaco di Verona ma soprattutto segretario della Liga Veneta, che scombina i piani cercando di imporre una sua lista civica nella corsa alle regionali che potrebbe vederlo scendere direttamente in campo. Tra i due si sa, è ormai guerra fredda. Zaia non si tocca a tuono il segretario della Lega Nord Matteo Salvini, rimettere in discussione la candidatura sarebbe favorire la sinistra. Gli replica a distanza Tosi: per battere la sinistra ci vuole un centrodestra, e allude a vittorie future a livello nazionale. Una visione politica e strategica diversa a quella filo Tosi, che seguirebbe linee precise e guarderebbe al territorio. Io credo che sia giusto e sia doveroso, dato che abbiamo uno statuto interno che lo prevede, che prevalga la volontà del Consiglio nazionale. Il Consiglio federale dopodiché ratifica, come è sempre stato, quello che è un accordo che nasce dal territorio. Un pensiero non condiviso da tutti. Luca Zaia rimane il governatore di regione tra i più amati d'Italia, un aspetto da non sottovalutare per Giuseppe Covere, che dà un consiglio a Flavio Tosi. Oggi consiglio a Flavio Tosi di sacrificare un po' delle proprie ambizioni politiche legittime in prospettiva di soddisfazioni future. Oggi l'obiettivo rimane nei prossimi mesi di far vincere Zaia in regione. Di aspettare tempi migliori o future soddisfazioni probabilmente il segretario della Liga Veneta Flavio Tosi non ha più tempo o voglia. Si tratta di molti patti disattesi che vengono da molti anni. Nella querel che rischia di minare lo status quo leghista interviene il segretario federale Matteo Salvini, che sempre meno sembra amare l'indipendenza del Tosi pensiero. Goccia che fa traboccare il vaso la decisione di Flavio Tosi di non partecipare alla manifestazione della Lega di sabato a Roma, assenza giustificata da importanti impegni istituzionali. Una mancanza di rispetto la sua, tuona Salvini, verso i militanti che ci mettono del loro. Intanto sabato sera Flavio Tosi sarà a Mestre con la sua associazione Il Faro in un incontro pubblico sulla legalità con il procuratore aggiunto Carlo Nordio.